più o meno, insomma, perché dirò a voce. Infatti va bene. Sì, come senso. Sì, ma se No. mi viene cosa mi dico, credo che quando sarà il tempo e il modo risponderò. E poi venirmi a attaccare così. Se ti domanda a te, risponde meglio, dire che il Consiglio Comunale non è il luogo per... Tempo debito delle date scorse, sì, perfetto. Questo è il tuo? No. Sono arrivate anche la mia e tre. Sono belle le voci che sento. Non nell'immediato. Iniziamo. Ti pesco bene, ma il prossimo volta ho già trovato un mono. Grazie. Bene, iniziamo. Apriamo questa sera la 28ª seduta del Consiglio Comunale, martedì 14 settembre 2021. La seduta di questa sera è aperta al pubblico, anche se ancora vediamo poca gente, la partecipazione è ancora scarsa. È comunque garantito il rispetto del principio della pubblicità della seduta del Consiglio Comunale tramite la trasmissione video e streaming internet della Tenda TV. Passo la parola al segretario per l'appello. Buonasera. Bagliana Mirella. Casagrande Andrea. Darè Gian Antonio. De Antoni Giulio. De Bastiani Alessandro Giuseppe. De Nardi Barbara. Dus Marco. Gomiero Maurizio. Miatto Antonio. Pagotto Alberto.
Parrella Roberto, Rasera Gianni, Rosset Mario, Assente giustificato. Salezze Silvia, Sant'Antonio Paolo, Presente. Tonon Roberto, Assente giustificato. Varaschin Gianni, Tredici siamo. Bene. Iniziamo con una... Ah sì. Allora, la nomina degli scrutatori, allora dalla lista dei capigruppo mi sono stati dati i seguenti nomi: Varaschin, Dus e Gomiero. Bene, lascio la parola per una comunicazione al sindaco e poi farò una comunicazione io. Buonasera a tutti. 3 rapide comunicazioni. Comunico ufficialmente anche in questa assemblea che sono stati prodotti 2 decreti di nomina per il rinnovo dei componenti del Consiglio di amministrazione del Cesana, Malanotti. Ho individuato 5 figure su 16 più 13 che si sono presentate, quindi non è stato neanche un lavoro molto breve la valutazione, quello della valutazione. Alla fine, basandomi su quello che erano i curricula presentati e sulle caratteristiche delle persone che conoscevo, ho optato per l'avvocato Giuseppe Maso, per il dottor Rudy Casagrande, per Alberto Cabras, per la dottoressa Monica Tonon e la dottoressa Greta Alfieri. 2 donne e 3 uomini lo comporranno. Col decreto successivo del 10 del 9 ho provveduto anche a rinnovare con una nuova nomina l'amministratore unico della società Vittorio Veneto Servizi. In questo caso, pur essendo arrivate diverse manifestazioni di interesse, ho optato per la continuità, quindi ho rinnovato la mia fiducia sul dottor Roberto Bitz. Mi preme anche comunicare ufficialmente che, se non cade il mondo, riusciamo finalmente a partire col 32esimo concorso di violino Città di Vittorio Veneto, premio internazionale Prosecco Doc, con tutte le sue caratteristiche di internazionalizzazione che lo caratterizzano, con l'elevato numero di partecipanti e con la ricca gamma di sponsor che hanno appoggiato questo evento, al quale ci teniamo in modo particolare. Termino con i tradizionali numeri che do relativi al Covid. La nostra città, dall'ultima volta che ci siamo visti qua in Consiglio Comunale, ha avuto un insieme di alti e bassi come numero di positivi, che sono andati da 29 a 44. Questa mattina erano ridotti a 23, dopo una serie di giornate in diminuzione, che si sono appalesate queste diminuzioni anche presso il nostro ospedale. Questa mattina ce n'erano soltanto 19, sempre a 0 i casi di trattamenti di
di ammalati intubati o comunque che usano l'ossigeno, quindi sono ospedalizzazioni a sintomi minori. Approfitto per ricordare che l'unica arma che abbiamo è la vaccinazione. La nostra città, abbiamo cominciato da alcuni giorni a ricevere le percentuali di copertura vaccinale suddivise per coorti di età di 10 anni e 10 anni. Noi siamo un pochettino più bassi rispetto alla media dell'US2 di un 3-4 punti per cento. Oltre alle norme igieniche generali è il vaccino che migliora la situazione. Fra poco partiranno anche le terze dosi, soprattutto per gli anziani. Cerchiamo di ricordarci tutti com'era la situazione quando i nonni ci morivano in casa di ricovero. Adesso questo non sta più succedendo, con la terza dose speriamo di proteggerli ancora. Per il resto della popolazione resta impregiudicato il mio invito alla vaccinazione, un po' di impegno civile e invito tutti a farlo. Ho finito. Grazie Sindaco. Ora faccio una comunicazione relativa all'ordine del giorno. Allora, prima, durante la riunione dei capigruppo, è scaturita una decisione derivata da sostanzialmente una lettera che l'opposizione ha mandato all'amministrazione e al Presidente del Consiglio, in cui si richiedeva di spostare in avanti e di rimandare un punto dell'ordine del giorno, che è quello relativo all'intervento di riqualificazione su area denominata ex Case Borca. Allora il sindaco ha accettato di buon grado questa proposta e effettivamente l'argomento è un argomento piuttosto complesso, per cui valeva la pena di prendere qualche giorno in più per ragionarci sopra e soprattutto per vedere la documentazione, che è molto corposa. Pertanto il punto numero 3 verrà rimandato probabilmente la settimana prossima e il resto dell'ordine del giorno rimane invariato. Bene, apriamo i lavori con la prima domanda di attualità che ha fatta del consigliere Balliana. Prego, consigliere, di illustrare la sua domanda. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Egregio signor Sindaco, domenica 12 settembre nell'altopiano del Consiglio si è svolta la cerimonia in ricordo di uno degli episodi bellici più significativi avvenuti nel nostro territorio durante la guerra di liberazione. Nel 1989 le istituzioni civili e militari della provincia di Treviso vollero con forza e determinazione istituire questa cerimonia in ricordo del tragico rastrellamento nazifascista perpetrato tra l'8 e il 9 settembre del 1944 contro le brigate partigiane della divisione Garibaldi Nino Nannetti, dislocata sull'altopiano del Consiglio. Questa ricorrenza, inoltre, richiama alla memoria i tanti sacrifici e patimenti che la cittadinanza, gli uomini e le donne della resistenza del Triveneto hanno dovuto affrontare nei lunghi anni dell'occupazione nazifascista e rende onore ai 480 caduti della divisione. Vittorio Veneto è una delle poche città in Veneto ad essere decorata di medaglia d'oro al valor militare per la guerra di liberazione. Le altre sono Belluno, Treviso, Vicenza, Verona e Bassano del Grappa. Questa importante onorificenza, conferita con estrema scrupolosità alla nostra città, è la testimonianza dello straordinario contributo che i cittadini di Vittorio Veneto e dei comuni limitrofi diedero alla guerra di liberazione. Alla città di Vittorio Veneto è stato attribuito il ruolo di città ospitante della cerimonia, che negli anni ha acquisito un valore regionale e nazionale. Oltre agli aspetti organizzativi che da sempre sono seguiti dall'Ufficio Affari Istituzionali e Cerimoniali del Comune, in collaborazione con le associazioni combattentistiche, è consuetudine che il sindaco apra la cerimonia con un discorso di saluto, impegno sempre ottemperato da quando tale ricorrenza è stata introdotta.
Con la presente domanda sono a chiederle la motivazione per la quale lei, in qualità di sindaco della città di Vittorio Veneto, non abbia mai ritenuto in questi primi 3 anni del suo mandato di presenziare a questa importante commemorazione. Grazie. Grazie consigliere, la parola al sindaco. Consigliere Bagliana, motivi ce ne sono stati 3. Posso assicurarle che sono stati diversi l'uno dall'altro e tutti di carattere personale. Per cui, come dicevano i nostri vecchi, no? Se i soldi non finiscono, le carte gira. È presumibile che lo possa fare in futuro. A tutt'oggi non mi è stato dato di farlo, ripeto, per motivi personali. Grazie sindaco. Prego, consigliere. Allora, rispetto alla questione dei motivi personali ne prendo atto, però voglio dire sindaco, nemmeno mandare un saluto di apertura alla cerimonia mi sembra il minimo, magari fatto da un portavoce della giunta, no? Di un rappresentante della giunta, quindi almeno per le prossime volte io spero che lei possa partecipare alla cerimonia nei prossimi 2 anni anche per onorare la città di Vittorio Veneto e se non lo potrà fare per motivi personali almeno si impegni per preparare un discorso di saluto alle altre città che intervengono con i gonfaloni. Grazie. Grazie consigliere Bagliana. Passiamo ora alla prima interrogazione fatta dal consigliere Roberto Parrella. Prego consigliere, illustri la sua interrogazione. Intende rispondere alla... No, mi spiace, non si può, perché la domanda di attualità è verso il sindaco risponde. Ah, va bene. Mi spiace. Sì. Così dice il regolamento, non è che sono io che decido, quindi io lo faccio solamente eseguire. Prego, consigliere Parrella, per l'illustrazione della interrogazione. Signor Sindaco Miato, posso togliere? Signor Sindaco Miato, si sente? Nei giorni scorsi sui giornali locali la notizia che un considerevole gruppo di comuni trevigiani, 44 per la precisione, aveva vinto un ricorso al Consiglio di Stato contro l'attuazione del patto di solidarietà tra i comuni imposto dal governo centrale del 2015. Uniti tutti quanti sotto l'egida dell'ANCI, i comuni trevigiani avevano già vinto un ricorso al TAR del Lazio nel 2017, alla cui sentenza si era opposto il governo che ricorse contro la sentenza al Consiglio di Stato. Alla fine, dopo ben 4 anni, il verdetto definitivo che sancisse la legittimità delle argomentazioni dei ricorrenti ai quali sostenevano che la ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà era un meccanismo iniquo, se non perverso, perché non andava ad aiutare i comuni più bisognosi, ma quelli la cui spesa storica era sicuramente meno virtuosa. Quello che le chiedo, signor Sindaco Miato, anche a nome dei cittadini vittoriesi poco informati su questo avventato e oscuro passo dell'amministrazione precedente, è di rendere noto quali sono state le motivazioni adottate dalla loro amministrazione vittoriese per giustificare la mancata partecipazione al ricorso dell'ANCI, che vedeva il comune di Conegliano capofila dei ricorrenti. Non credo sia stata una motivazione politica dell'amministrazione vittoriese a sostegno del governo centrale, ma allora di centrosinistra, anche se il concomitante mancato ricorso
del comune di Treviso potrebbe far pensare, mi ricordo che c'era il dottor Manildo. Credo piuttosto che l'amministrazione vittoriese si sia comportata coerentemente con il modo di operare che l'ha contraddistinta nei 5 anni, che ha governato la città nella maniera peggio possibile per un'amministrazione che sono lo sperpero delle risorse date alle tasse dei cittadini e l'assoluta mancanza di una visione della gestione della cosa pubblica. Visto che il comune di Conegliano recupererà niente po' di meno che 3.720.000 euro, ci sono soldi dei cittadini coneglianesi pagati con le tasse IMU. Chiedo a quanto ammonta il mancato rimborso del patto di solidarietà che spetterebbe alla nostra città. Grazie. Grazie consigliere Parrella. Prego, risponde il sindaco. Consigliere Parrella, ho visto la sua interpellanza e ho cercato di documentarmi. Questo è un passaggio alquanto triste e pesante, un passaggio alquanto triste e pesante per la nostra città. Circa la cifra che i vittoriesi hanno elargito ai comuni poco virtuosi, che accampavano come buon diritto la loro spesa storica, che sappiamo bene di che natura sia, ammonta, dai calcoli che hanno fatto i nostri uffici, a 1.360.722,07 euro. Quindi in pratica il mancato ricorso ha fatto mancare alle nostre casse questa cifra. Se vuole dopo le do il tabulato. Le motivazioni. Difficile entrare nella testa di altri. Ho cercato di trovare quello che è stato l'escursus storico, perlomeno quello che appare dai documenti. Fu il 15 ottobre del 2015 che l'Associazione dei Comuni della Marca ha convocato le amministrazioni comunali ad un incontro tenutosi poi il 21 di ottobre di quell'anno, dove fu illustrato il percorso legale che si intendeva percorrere appunto per cercare di recuperare il maltolto. Fu l'assessore al bilancio Giovanni Napoli che vi partecipò. Il 23 ottobre dello stesso anno, cioè dopo una settimana, l'Associazione dei Comuni chiedeva l'adesione formale dell'ente al ricorso. Una direttiva in giunta non fu trattata il 10 novembre e spostata come decisione il 19 novembre del 2015, credo. E fu evasa con l'indirizzo di non partecipare. Esiste il documento dove si decise di non partecipare. Ci fu una seduta del Consiglio Comunale, mi pare a marzo del 2017, nella quale l'allora consigliere Bruno Fasan invitò l'amministrazione o chiedeva lumi sul fatto che riteneva sarebbe stato meglio partecipare a questo ricorso al Consiglio di Stato, fra l'altro, promosso dal governo. E in quella seduta, con una lunga risposta, l'allora sindaco rispose praticamente che diversi governi già si erano attivati per cercare di rimediare ai conti, ai bilanci di tanti comuni mal governati evidentemente, e aveva studiato un metodo per prendere i soldi dove c'erano, cioè nelle casse dei comuni virtuosi, per cederli con un certo meccanismo, un certo qual meccanismo, ai comuni meno virtuosi.
Il sunto della risposta dell'allora sindaco, dell'allora amministrazione, fu che non era, secondo l'amministrazione, corretto accendere contenziosi con il governo quando il governo stava producendo un'azione virtuosa, nel senso che trasferiva soldi dove c'erano a dove non ci fossero stati. Questo è il riassunto. È un problema politico, diceva, e la politica se ne deve occupare con responsabilità, ognuno nella sua parte e nel proprio ruolo. E il ruolo di Vittorio è quello di aver elargito 1.360.000, la cifra che le ho dato prima, privandole, prendendola dal nostro bilancio. Questo è il riassunto finale dell'intera operazione. Quindi penso di aver risposto alle sue domande. Da quello che si è capito dalle documentazioni, fu una scelta politica di aderire alle volontà del governo, che dopo sia stato legato a un'azione comune dei comuni allora PD, vedi Treviso, come Vittorio, come altri, dei 51 comuni che non parteciparono. Io ho provato a chiamare qualche collega mio parallelo per capire perché non avesse ricorso, ma quelli che ho interpellato mi rispondevano che avevano fatto bene i loro conti e che un'eventuale vittoria li avrebbe deprivati di denaro, perché ricevevano più denaro di quello che poi che avevano versato, quindi non era conveniente per loro. Per il nostro comune sarebbe stato conveniente nella misura in cui le dicevo 1.360.000 buttati. Non so cosa altro dire. Grazie Sindaco. Consigliere Parrella, è soddisfatto della risposta? Ma soddisfatto di quello che ha detto il Sindaco, sì, senza ombra di dubbio, però io approfondirei questo discorso qua, perché onestamente, dal mio punto di vista personale, sono un po' commosso da questa solidarietà che è stata fatta dalle amministrazioni nei confronti del governo centrale, perché 1.360.000 euro non sono pochi, farebbero, però approfondiremo col tempo cosa è successo. Grazie. Comunque, ringrazio il Sindaco perché ha risposto a quello che avevo chiesto. Grazie consigliere Parrella. Bene, passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno. Valorizzazione aree militari dismesse di cui al protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero della Difesa e Agenzia del Demanio in data 11/11/2014, ratifica dell'accordo di programma in variante urbanistica ai sensi articolo 34, decreto legge 267 del 2000 e articolo 7, legge regionale 11/2004. Lascio la parola al sindaco. Prego, sì, Sindaco. Semplicemente per dire che si conclude un iter che sembrava anche più semplice di quanto sembrasse, che invece ci ha visti fare un bel po' di spostamenti su Roma per riavviarlo dopo che si era rallentato l'intero percorso, e che si sta concludendo oggi per quel che riguarda l'azione del nostro comune con questa ratifica di questa sera, i cui particolari tecnici li lascio all'ingegner Curti. Buonasera. Credo che l'oggetto di questa delibera sia conosciuto oramai a tutti, dal momento che è un procedimento che nasce nel 2014 con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il Comune, il Ministero della Difesa e l'Agenzia del Demanio, e che è proceduto fino alla data odierna. Gli ultimi passaggi fondamentali sono stati quest'anno, quando, scusatemi perché non ricordo tutte le date, quando il 15 di giugno abbiamo sottoscritto
l'accordo di programma. Nel 2015 era stata sottoscritta una bozza di accordo, nel 2021, quindi a giugno di quest'anno, abbiamo sottoscritto l'accordo di programma per la valorizzazione di 5 aree militari dismesse. Come abbiamo avuto modo poi di vedere in un precedente consiglio comunale, di queste 5 aree, una interessa per intero il nostro comune, cioè l'Aviocampo, che verrà ceduta in permuta al comune. Poi c'è tutto il compendio della caserma Gotti, che verrà in parte ceduto in permuta, in parte concesso al comune, e che è stato oggetto dell'ultimo passaggio in consiglio, laddove a seguito del lavoro fatto dal, scusate il gioco di parole, gruppo di lavoro che si istituì al sensi dell'accordo di programma iniziale, fu valutato esattamente, quantificato esattamente il valore degli immobili e quindi delle permute, perché dobbiamo ricordare che il comune di Vittorio Veneto trasferisce la proprietà della caserma dei Carabinieri e riceve, come dicevo prima, l'Aviocampo di San Giacomo e parte del compendio della caserma Gotti. Una volta definito esattamente il valore, quindi stabilito la linea di divisione della caserma Gotti tra quanto rimaneva in proprietà del demanio e quanto sarebbe invece passato al comune, fu necessario rivedere la previsione urbanistica a suo tempo adottata in riduzione, laddove a fronte di 60.000 metri cubi previsti di nuova edificazione si scendeva a 10.000, in quanto l'area che rimaneva in proprietà del demanio veniva sensibilmente ridotta. Quindi abbiamo ripubblicato l'osservazione, non sono pervenute nei termini osservazioni. Siamo all'ultimo passaggio, in quanto scusate, perché ad agosto il presidente della provincia ha approvato la variante. Le varianti, come sapete, vengono approvate dalla provincia di Treviso, quindi con decreto del Presidente 116 del 24 agosto la variante conseguente all'accordo di programma è stata approvata e questa sera il Consiglio viene chiamato a ratificare l'accordo di programma e quindi la variante. La variante diventerà efficace 15 giorni dopo la pubblicazione nel BUR, pubblicazione che sarà curata dalla provincia stessa. Questo è un po' tutto l'excursus, quantomeno delle ultime parti, perché credo che ne abbiamo discusso già molte altre volte dei vari passaggi. Scusate, devo parlare un attimo con l'assessore. Apriamo la discussione, prego. Ci sono prenotazioni? Se non ci sono prenotazioni, facciamo la dichiarazione di voto. Nessuno vuole fare la dichiarazione di voto, passiamo in votazione. Allora, favorevoli alla delibera? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 12. Contrari? 0. Astenuti? 2. Allora, riproviamo un attimo qui. Favorevoli? Contiamo? 1, 2. Boh, allora 12. Contrari 0, astenuti 2. La delibera è approvata con favorevoli 12, contrari 0, astenuti 2. Passiamo alla immediata eseguibilità. Favorevoli? Sempre 12. Contrari? 0. Astenuti 2. Astenuti 2. Perfetto. Bene,
Passiamo al punto numero 4 dell'ordine del giorno. Atto preliminare d'intesa per la promozione della ciclovia del Meschio. Lascio la parola per l'illustrazione al Sindaco. Prego, Sindaco. Allora, circa questo atto preliminare d'intesa per la promozione della ciclovia del Meschio, forse è il caso che io ripercorra il breve excursus che l'ha preceduto e generato. Siamo stati contattati noi sindaci della provincia di Treviso e Regione Veneto dai colleghi della Regione Friuli, dei comuni di Caneva e Sacile, che da tempo pensavano fosse una cosa utile il connettere la nostra viabilità ciclistica, la ciclopedonale nostra, la ciclabile nostra, dipenderà poi da che funzione alla fin fine avrà questa via, alla loro regionale che passando per Sacile va dalle loro montagne al loro mare. Il tratto era già descritto dal percorso del fiume Meschio, per cui è stato chiaramente identificato come ciclovia del Meschio quest'opera. Avevano già provveduto a tracciarla grazie all'apporto di professionisti amanti della bicicletta, i quali già lo conoscevano abbondantemente questo percorso e ritenevano fosse utile farlo e non difficile e non costoso realizzarlo. Ci hanno convocati i comuni di Vittorio Veneto, Colle Umberto, Cappellamaggiore e Cordignano, cioè i comuni percorsi dal Meschio, per farci vedere quelli che erano i loro primi abbozzi di progetto. I nostri consiglieri hanno verificato la bontà del percorso che era stato tracciato, li hanno aiutati a identificare quelli che erano i migliori percorsi per uscire dall'abitato di San Giacomo, connettendosi con la ciclabile che già ci arriva e connettendola quindi al percorso individuato, e alla fin fine di questo percorso è stato stilato un atto preliminare che tutti i 6 sindaci noi abbiamo sottoscritto e che prevedeva che non passasse solo come delibera di giunta, ma che fosse presentato e approvato nei singoli consigli comunali. Caneva e Sacile l'hanno già fatto, i nostri comuni lo stanno facendo, lo stiamo facendo anche noi questa sera. Tutto qua. Una volta completato il giro dei 6 consigli comunali, l'impegno è di presentare questa idea, accompagnata magari da un primo progetto, alle rispettive regioni per averne l'assenso e l'apporto eventualmente di un qualche finanziamento per raggiungere un bel giorno la sua realizzazione. Il nostro comune sta già lavorando a livello progettuale per fare un'opera per noi molto gravosa e importante, che è la ciclovia dell'amicizia, che ci percorre da nord a sud. È chiaro che nella sua quota sud andrebbe a innestarsi girando ad est su questa idea progettuale. Ad oggi speriamo un giorno arrivi come opera fruibile. È tutto. Grazie Sindaco. Prego consigliere Dus. Sì, buonasera innanzitutto. Siamo assolutamente a favore di questa iniziativa che l'amministrazione sta portando avanti assieme agli altri comuni, e crediamo che vada assolutamente nella direzione giusta, e speriamo poi soprattutto che si possa ricevere dei finanziamenti per poi realizzarla, perché poi alla fine che non rimanga solo una buona idea. Solo un suggerimento molto semplice. In città noi conosciamo tutti la nostra meravigliosa pista ciclabile e la sua continuità anche, e quello che manca alla nostra città è il collegamento, poi l'infiltrazione nei vari quartieri è sempre stato un punto molto complicato da risolvere.
E il bello appunto della nostra ciclabile è rappresentato dalla sua continuità, dal fatto che non ci siano attraversamenti pericolosi, eccetera, eccetera. Allora, quello che vorrei così, mi auguro, è che anche la progettazione della futura ciclabile sia un unicum, perché se iniziano ad esserci interruzioni di attraversamenti, eccetera, non si può parlare ancora di ciclabile naturalmente, però perde, diciamo, quel fascino che ha invece una ciclabile continua. So che la cosa non è semplice perché probabilmente gran parte dei percorsi sono già esistenti, maggior parte sorgerà su terreni privati che dovranno essere o espropriati o quantomeno trovare degli accordi di programma, eccetera, però ripeto, se la ciclabile ha una sua continuità, allora viene usata e dopo la si può valorizzare e si può creare anche una narrazione attorno a questa ciclabile, altrimenti rimangono dei monconi qua e là che sì, sulla carta viene scritto ciclabile, però di ciclabile ha poco o nulla. E naturalmente tutto questo ha a che fare anche con la sicurezza, perché più sono le interruzioni e più frammentata è il percorso, maggiori sono i rischi di sicurezza. E quindi buon lavoro chi la sta progettando, spero di poter vedere presto il percorso in commissione e bene così, insomma, su questa iniziativa. Grazie. Grazie, consigliere Dus, consigliere Balliana. Allora, anch'io saluto favorevolmente questa promozione di questa ciclovia del Meschio e vorrei solo evidenziare un aspetto, cioè che quando si sottoscrive un atto d'intesa per la promozione di una cosa come questa, poi bisogna metterci anche l'impegno per cercare di portare avanti con tutte le energie la realizzazione di ciò, e mi riferisco in particolar modo al discorso del Meschio e soprattutto alla tutela del Meschio. Allora, se vogliamo valorizzare la ciclovia del Meschio, dobbiamo anche pensare al Meschio fiume e quindi alla sua tutela, e in particolar modo non posso non ricordare che quest'ultimo anno, diciamo che di tutela del Meschio avrei qualche dubbio, nel senso, primo, per la centralina, l'autorizzazione alla centralina di San Giacomo che è stata concessa da questa amministrazione comunale a fine del 2020, e anche perché sappiamo benissimo l'impatto delle centraline sulla vita del fiume, no? Sotto vari aspetti idraulici, ma anche aspetti naturalistici, ambientali e paesaggistici. Quindi capite bene che chi fa la ciclovia del Meschio lungo il tratto nella città di Vittorio Veneto si trova anche a doversi vedere alle volte delle situazioni molto sgradevoli causate da queste centraline. Sto parlando ad esempio del flusso minimo vitale che deve essere rilasciato nell'ansa del fiume, dell'ansa principale del fiume, che molte volte non c'è, e in molti tratti il Meschio corre il rischio di essere addirittura in secca. Quindi questo è una prima considerazione. La seconda, e mi rifaccio un po' a quello che ha detto anche il consigliere Dus, è quella di evitare interruzioni o quantomeno interconnessioni con strade principali di tipo carrabili, e mi riferisco in particolar modo alla volontà prospettata da questa amministrazione di realizzare eventualmente il ponte carrabile sul Meschio nella zona dell'ex Carnielli. Quindi voi capite bene che anche questa opera, se verrà realizzata, andrà ad quantomeno intaccare da un punto di vista paesaggistico la ciclovia stessa. Quindi voglio dire, bene sottoscrivere gli accordi, bene impegnarsi, però poi bisogna anche secondo me mettere in atto tutta una serie di cose per tutelare poi il bene. E non da ultimo vorrei ricordare che si è sempre parlato della realizzazione del Parco del Meschio, però poi nessuno ha iniziato questo iter, questo percorso. Ecco, quindi il mio appello è, ripeto, che si sottoscrivano gli accordi, però poi bisogna impegnarsi anche per valorizzare l'oggetto dell'accordo. Grazie.
Grazie, consigliere Balliana. Altri interventi? Consigliere Gomiero. Buonasera. Ho seguito personalmente dall'inizio gli accordi che poi il sindaco ha siglato con i vari comuni che attraversati dal fiume Meschio. Ho avuto piacere del consigliere Dus che dica di continuare, ma non accetto critiche della consigliera Balliana che dice che il Meschio è in degrado. Inizino chi lo utilizza e che pesca a pulirne negli argini. A San Giacomo lo stanno facendo i privati. Dei contadini che contestate si sono presi l'attrezzatura e se lo puliscono. È inutile dire che non corre l'acqua nel Meschio quando sull'argine non ci puoi camminare. Se viene sta ciclovia in un modo o in l'altro, occupando il sedime che ha occupato nella parte centrale della città, non crea problemi. Flusso di acqua ce n'è, perché se viene là da Farina sta succedendo una cosa strana, stanno nascendo una marea di piccole larve dove lei dice che non c'è il fiume Meschio. Sono larve di barbo, sono larve di cavedani, che da anni non si vedevano. Lei non conosce l'Ittica e forse non lo sa. Chi la informa, e so bene chi la informa, sa che questo succede. Non è il minimo vitale. Il mulino a Borgo al Ponte, il mulino del Cembambù, lo chiamiamo noi, che è del 1200, è una struttura completamente diroccata dove c'è caduta della gente, e ripristinare la turbina e ripristinare quello stabile lì, sicuramente la sovrintendenza... No. Come no? La turbina gli ha medito. Va bene, dai, non voglio discutere. Non fuori il microfono che non si sente. Vabbè, no, viene ripristinato quello stabile perché la turbina è là. Vabbè. Comunque, chi si adopera per tenere e contestare la carenza di acqua del Meschio, spero che prossimamente li vedano anche a San Martino a pulire gli argini. Impossibile passare sugli argini. Sta ciclovia è stata concepita anche in Friuli, non solo esclusiva come quella di Vittorio Veneto, ma si vanno a utilizzare, e loro hanno parecchi percorsi di campagna, e verrà una ciclovia mista in sede propria e un percorso utilizzabile tracciati stradali secondari esistenti, perché nelle zone di Colle Umberto, nelle zone di Cordignano, ci sono strade, anche a San Giacomo, ci sono strade di campagna pochissimo utilizzate che costantemente sono utilizzate anche domenica dai ciclisti. Sanno già i tragitti dove fare, c'è solo da fare dei raccordi, sicuramente non farli andare in piazza San Giacomo, ma se percorrono Borgo al Ponte e tutte le strade fino a confine con gli altri comuni o nel confine di Colle Umberto, di Cordignano e di Cappella Maggiore, ci sono strade secondarie che possono essere utilizzate lungo l'asse del Meschio. Però vorrei una volta tanto dire ai signori che contestano la poca acqua nel Meschio che andassero anche a pulire gli argini. Gli argini sono completamente abbandonati. Grazie. Grazie consigliere Gomiero. Consigliere De Bastiani. Beh, io contesto la situazione del Meschio, ma non sono tenuto ad andare a pulire gli argini, e neanche come non sono tenuto a pulire le strade e le piazze di Vittorio Veneto. È una strana fantasia quella espressa dal consigliere Gomiero, che se uno ha qualcosa da dire deve prima prendere la ramazza e andare a pulire. Comunque, se evidentemente Gomiero, lei non si interessa della situazione del fiume Meschio a nord di San Giacomo, perché se lei va a vedere il mulino Bruni si rende conto dello grave stato di degrado che quella turbina sta provocando, e quindi mi sembra del tutto così gratuita la sua uscita, la sua richiesta di persone che debbano volontariamente andare a pulire gli argini. Mi sembra che ognuno ha i suoi compiti, e chi ha il compito di pulire gli argini pulirà gli argini. Grazie consigliere De Bastiani. Altri interventi? Prego, Assessore. Sì, buonasera a tutti. Solo due parole per rispondere alla consigliera Balliana quando parla di minimo flusso vitale. Allora,
è stabilito per legge, sono 3,8 metri cubi al secondo che partono da Savassa, 4,8 d'estate. Perché aumenta? Perché il meschio serve soprattutto per l'irrigazione. Allora Enel ha l'obbligo di versare nel fiume Meschio 1 metro cubo di più al secondo. Se in questo periodo c'è poca acqua, e la cosa mi rattrista non tanto, per le centraline, vuol dire che è adoperata per i campi. Cioè, è ben chiaro che d'estate tutti quelli che possono attingere il Meschio ottengono e si abbassa il livello, basta. Ma non è che ci sia meno acqua, ce n'è in più, però è più usata, basta. Grazie Assessore. Consigliere Bagliana. No, per il secondo intervento. Allora, vorrei dire al consigliere Gomiero che io sposo questo documento, lo sottoscrivo, cioè voglio dire ci mancherebbe altro, ecco, quindi là siamo d'accordo. Voglio dire che una volta sottoscritto un documento poi bisogna lavorare per la valorizzazione di queste cose che si sottoscrivono. Non basta sottoscrivere e poi dire vabbè, poi lasciamo là, oppure ci impegniamo in alcuni aspetti e gli altri li lasciamo stare, perché anche quegli aspetti vanno a influire su quello che c'è scritto su questo documento. Quando si parla di valorizzazione anche da un punto di vista paesaggistico, no? Voglio dire, se tu ti vedi un ponte carrabile che ti passa sotto o sopra la ciclo pedonabile, non so che bello sia vedere tutte queste cose, no? Quindi l'impatto è abbastanza importante, soprattutto per quel discorso là. Per quanto riguarda il discorso del fiume, dell'acqua del fiume, io non contesto che non ci sia acqua nel fiume rilasciata da nord, dico solo che le centraline molte volte non rilasciano il flusso minimo vitale nel letto principale del fiume, perché lo incanalano tutto nella deviazione, no? Quindi alle volte mi è capitato di andare a vedere le centraline più di una volta, anche quest'estate, e non rispettano per i parametri di legge di rilascio di questa acqua nel letto principale del fiume. Quindi noi troviamo dei tratti di fiume addirittura in secca alle volte. E questa è la mia considerazione. A me non interessa il rilascio dell'acqua dell'Enel sul Meschio, Assessore. Era questa la considerazione. E voglio dire, a San Giacomo ci sono anche l'altra centralina che è ferma, che hanno fatto un disastro, che è ferma, quella vicina alla Palazzina, no? Ecco, quindi voglio dire, esempi ce ne sono di situazioni così. Tanto è vero che da poco è stata bocciata un'altra centralina in zona di Pinidello e anche mi sembra che nella provincia di Belluno ormai la Regione Veneto non conceda neanche più queste forme di centraline. Ecco, grazie. Grazie. Consigliere De Bastiani. No, era solo per chiedere all'assessore Fasan se non ha notato che i punti critici e di degrado dove mancano l'acqua sono sempre in prossimità delle centraline. Questo l'ha notato, sì o no? Perché dire che non ci sono tratti del Meschio che sono quasi in secca vuol dire, vabbè, negare la realtà, oppure voi non andate mai da quelle parti, può anche essere, ma è evidente a tutti quelli che passano e vedono dove ci sono i problemi di mancanza di flusso d'acqua. Questo è innegabile. Dopo se si vuole difendere le centraline comunque e sempre, si può fare. Grazie, consigliere De Bastiani. Consigliere Rasera. Sì, parlando di rilascio del flusso dell'acqua, del livello dell'acqua, si parla del fiume in secca. Parlando di Savassa, la frazione di Savassa, sono mesi che è sott'acqua. Cioè tutti i prati, tutti gli orti sono sott'acqua da mesi. Cioè, qui mi rivolgo all'assessore, bisognerebbe anche fare un sopralluogo. Cioè, è stato promesso da tanto tempo, assessore, un sopralluogo del genio civile
perché dopo la pulizia del meschio degli argini l'acqua si è alzata, quindi c'è un tappo da qualche parte, però lì è un problema da risolvere, perché se si alza ancora di 5 centimetri, e qui acqua ce n'è tanta in abbondanza rispetto a sud che ce n'è poca probabilmente, ma lì ce n'è tanta. Quindi gli abitanti della frazione di Savassa hanno fatto anche una raccolta firme, è stata mandata al Genio Civile se non mi sbaglio, però anche loro si aspettano delle risposte, cioè lì non si può tagliare più l'erba, gli ordi non danno più raccolto, bisognerebbe anche capire come si può risolvere anche il problema a nord, non solo a sud. Grazie. Grazie. Ricordo che ha solo 2 interventi. Rispondo velocissimamente. Ultimo. Al consigliere Raser, sì, è stata inviata al Genio Civile la raccolta di firme dei residenti di Savassa e ho sollecitato un incontro in sopralluogo con Genio Civile, sono in attesa di una risposta. Probabilmente c'è un periodo di ferie e ancora non ho avuto risposta. Comunque l'amministrazione sta attenzionando quel problema. Per quanto riguarda invece il flusso minimo vitale, parte, come diceva il consigliere Rasera, da Savassa, e poi se lei mi dice che in tratti del Meschio è quasi secco perché le centraline, guardi, è il Genio Civile che ha la competenza su queste cose, capisce? Allora io accetto la sua osservazione, che però diciamo che è anche visiva, non è tangibile con dati reali, perché lei non ci crederà, ma io ho di continuo solleciti da parte di quelle centraline che hanno poca acqua. Invece la mia opinione è che il Meschio d'estate serve per l'irrigazione dei campi. Allora può essere che da qualche parte ci sia quasi secca perché è stata presa, le centraline prendono, rilassano, non è che imbottiglino l'acqua o la mettono da parte. Sì, ho capito che un piccolo tratto può essere in secca, ma non ci credo. Grazie. Grazie, Assessore. Altri interventi? Bene, non vedo altre prenotazioni, allora passiamo alla dichiarazione di voto. C'è qualche dichiarazione di voto? Bene, passiamo alla votazione. Favorevoli alla delibera? Unanimità. Contrari? 0. Astenuti? 0. Quindi la delibera è approvata. Questa non aveva la... Bene. Punto 5 all'ordine del giorno. Individuazione organismi indispensabili di competenza del Consiglio Comunale, anno 2021. Lascio la parola all'assessore Antiga per l'illustrazione. Grazie Presidente. L'articolo 96 del DL 267 del 2000, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza, ci invita tutti gli anni a fare una ricognizione di quelli che sono gli organismi indispensabili per l'attività dell'ente. Potenzialmente sono gli stessi dell'anno scorso, sono talmente pochi che si sta un secondo anche a riassumerli. Parliamo di commissioni consigliari, la prima, seconda, la terza, il comitato di gestione galleria civica, la commissione di pari opportunità tra uomo e donna e la commissione consigliare Piruea ex area Fassina Carnielli e i consigli di quartiere. Questi sono quelli che sono stati riconfermati anche per il 2021. Grazie. Bene, apriamo discussione. Consigliere De Antoni. Solo un'informazione che forse chiedo al segretario o all'assessore. Il nucleo di valutazione è un organismo che ancora è previsto dalla normativa? C'era una volta. E come mai non abbiamo ritenuto di approfondire la possibilità di istituirlo anche qui o c'è già? Il nucleo di valutazione. Prego, segretario, se vuole rispondere.
Sì, è previsto dai nostri regolamenti interni, si chiama non nucleo di valutazione ma organismo di valutazione, è una peculiarità proprio del Comune, è stato fatto anche, è attualmente gestito con un programma del dottor Giovannini, che è il professore dell'Università Castellanza, che ha organizzato il sistema di valutazione anche per il centro studi della Marca Trevigiana, in cui il Comune ha aderito. Lui è anche il componente nel nostro organismo. Sì, assolutamente. Perché è previsto dalla nostra normativa, non so perché non l'abbiano ripetuto, ma comunque non è che questo viene meno, nel senso un organismo comunque esterno anche, c'è sempre stato comunque questo. Posso controllare perché non è stato chiamato, perché comunque è un organismo effettivamente collegiale anche questo. Sì. Va bene. Sì, sì. Sì. Non c'è mai stato. Va bene. Microfono, se... Sì, va bene. Negli ultimi anni che esiste, e chiedo scusa perché non so dare la risposta, non è mai stato inserito, quindi vuol dire che la sua logica magari ce l'ha. Sì, può darsi che si siano dimenticati, no? In altri comuni è riportato, cioè ho provato a vedere alcune delibere di altri comuni su questo tema e hanno indicato tra i vari organismi anche il nucleo di valutazione. Valutate, insomma, se ci siamo dimenticati. Sì, le saprò dare una risposta più precisa, confermo comunque che tuttora sussiste nel comune. Ok, grazie. Grazie consigliere D'Antoni. Altri interventi? Consigliere Bagliana. Sì, no, approfitto per, ho visto qua tra le commissioni e mi ricordo di farne parte anch'io, la commissione consigliare Piruea era area ex Fassina ed ex Carnielli, e mi rivolgo anche al presidente della commissione, il consigliere Casagrande, chiedendogli se questa commissione è stata riunita solo una volta da quando è stato insediato il Consiglio Comunale. E cioè, vorrei far presente che questa commissione era stata istituita per la questione ambientale, perché il sindaco diceva in commissione che vuole tenere separata la parte urbanistica da quella ambientale, e appunto sulla quella ambientale mi viene da dire che il discorso dell'inquinamento esiste ancora, e qui mi ricordo gli interventi della ex minoranza, ora maggioranza, nella scorsa legislatura, quando reclamavate controlli continui e indagini continuative sul discorso del cromo esavalente, e sono passati ben 2 anni, 3 anni dall'epoca. Penso sia ora che il sindaco, in qualità di garante della salute, provveda ad un ulteriore controllo del cromo esavalente nel terreno e lungo l'asse del Meschio, perché per quanto riguarda l'Ethernet, il dirigente, uno dei progettisti, il tecnico incaricato dalla ditta Ali, aveva fatto una analisi che va fatta ogni 2 anni per norma di legge. Invece per quanto riguarda il cromo, le ultime analisi sono, adesso non mi ricordo bene, risalenti a che anno, però penso 2017 o forse prima, dove il cromo era con indici abbastanza elevati. Quindi ecco, consigliere Casagrande, se lei cortesemente si prende anche nota di questo e magari interpella il sindaco, fa presente anche il sindaco anche lei, la questione del cromo secondo me è ancora rilevante. Grazie. Consigliere Bagliana, vedo una prenotazione, penso consigliere Casagrande, prego. Sì, buonasera, grazie per la domanda. Non ho bisogno di interpellare il sindaco, col quale ci teniamo sempre in contatto. La commissione è stata convocata, mi sembra, 2 volte, non una. Più è stato fatto un sopralluogo ancora nell'estate del 2020, dove ci è stato presentato l'intervento di bonifica dell'Ethernet. È chiaro che il cromo si trova ancora sotto la superficie attualmente dell'ex fabbrica Carnielli, e da 20-30 anni è lì, ed è ancora lì perché non è stata ancora accettata una nuova bonifica.
una nuova bonifica che verrà presentata in seguito ad una serie di aspetti tecnici che dipendono da un progetto soprastante la zona attualmente da bonificare. Il tecnico nell'ultimo incontro, l'ultima commissione, è stato decisamente specifico nelle sue informazioni, nel senso che ci ha dato tutte le indicazioni chiare su quello che sarebbe stato il processo, il procedimento di analisi, di presentazione di una alternativa bonifica. È chiaro che nella situazione attuale si presentano 3 diversi proprietari nell'area che chiaramente delineeranno un progetto comune sul quale poi si potrà procedere a fare le analisi. Le ricordo che, mi pare fosse presente anche in commissione, le analisi del terreno sottostante sono diverse in base al tipo di superficie dedicata, nel senso se è residenziale, se è un parcheggio, se è un parco. In base alla superficie la Regione dà delle specifiche di analisi anche del territorio, di tipologia di bonifica, di livello di bonifica. Ora non sono un tecnico, ma ricordo questo dettaglio, quindi siamo in attesa di questo, non ci sono ulteriori aggiornamenti, quindi per questo la commissione non è ancora stata convocata, però assicuro a lei, assicuro a tutti che c'è contatto con le varie figure e tutti ci auspichiamo che il progetto venga presentato il prima possibile in modo da poter richiedere all'ARPA e alla provincia i metodi di analisi e i controlli necessari. Non ho altro da aggiungere se il sindaco vuole intervenire. Ma, insomma, quando ci saranno novità verrà sicuramente convocata. Non aspetteremo molto tempo, ma insomma anche il Covid di sicuro non ha aiutato. C'è stato prospettato un approccio completamente diverso da quello che ci portavamo dietro dalla notte dei tempi e abbiamo visto per tanti anni i valori crescere o decrescere senza poterci dare effettivamente una spiegazione. Sono legati esclusivamente ai pozzi esistenti, quei prelievi che poi venivano analizzati, diciamo così, che si sono dimostrati abbastanza obsoleti e forse poco significativi per spiegare un pochettino l'andamento di quel problema. Mi auguro che a breve possano rianalizzare con i sistemi che ci descrissero, anche lei era presente, no? Quando descrissero queste novità sia come tipo di intervento che come tipo di valutazione analitica. Ci auguriamo che non manchi molto all'effettivo inizio dei lavori. Grazie Sindaco. Cedo un attimo la parola al segretario che voleva dare una risposta al consigliere De Antoni. Consigliere De Antoni, sì, ho dato un'occhiata un attimo, perché vengono esclusi dall'individuazione degli organismi dispensabili tutti quelli previsti da leggi nazionali o regionali. Ora, è pur vero che la legge 150 prevede l'organismo individuale di valutazione, il famoso OIV per gli enti. I comuni potevano o aderire al sistema degli OIV oppure tenere i vecchi nuclei di valutazione. In ogni caso i regolamenti che lo prevedono non sono di competenza consiliare, ma essendo afferenti al sistema delle performance e in generale al sistema di valutazione del personale, rientrano per competenza nella disciplina prevista dalla giunta comunale e non del Consiglio. Credo possa essere questa la risposta per cui negli anni non li avete mai visti dentro. Sì. Bene, grazie segretario. Passo la parola al consigliere Gomiero. Volevo chiedere una cosa, a parte che spero che il gruppo che ha acquisito l'area Carnelli adesso concentri le proprie forze su Vittorio Veneto solo per finire, visto che a giorni aprirà un media dimensione a Conegliano 5.000 metri quadri di supermercato, quindi spero che finito quello che a settembre deve aprire, è già finito, il nostro comune con Termine continua con i supermercati e dopo arriverà a Vittorio Veneto. Per i commercianti non sarà una grazia, neanche per il mio lavoro, perché spariranno qualche altra decina di quei pochi negozi di vicinato rimasti. Comunque spero che adesso concentrino le forze su Vittorio Veneto. Volevo solo chiedere all'assessore di riferimento, che c'è scritto qua, consigli di quartiere, ma a parte quello del Duomo, quello che so che si riunisce in Valle Appisina, qualcosa del centro, gli altri consigli di quartiere esistono ancora? Dobbiamo mantenerli? Vanno rieletti? Sono scaduti? Una domanda mia personale. Grazie. Non è nessuno?
Vuole rispondere subito, Assessore? Se posso, prego. l'organismo dei consigli di quartiere esiste. Ci sono stati delle parti che sono stati nominati, sono stati delle parti che in maniera liberale hanno deciso di non volerlo. Quindi quelli che hanno fatto le votazioni si sono predisposti ad averli. E che se si riuniscono non lo so, nel senso che hanno una loro attività, hanno un loro programma e sicuramente svolgeranno le loro funzioni. Io so che quello di Ceneda, per esempio, si riunisce e si è riunito anche in momenti Covid, ovviamente con poche persone perché quelle sono limitazioni, però il comitato lavora e lavora nei termini che gli è stato concesso. Grazie. Passo la parola al consigliere De Bastiani. Lo scorso anno, quando abbiamo votato la delibera simile, perché viene votata tutti gli anni, avevo accennato e avevo fatto notare che a mio avviso mancava una commissione, un comitato. E allora andavo a memoria e mi riferivo a un comitato di gestione della Torre dell'Orologio e di Palazzo Todesco. E io non ho ricevuto risposte in merito, ma visto che siamo qui adesso a rivotarlo, sono andato e ho recuperato la delibera 43 del 2014, con la quale l'allora Giunta istituisce delibera di intendere avvalersi di un comitato di direzione artistica di 5 componenti, avente come membro di diritto l'assessore alla cultura e 4 esperti designati dal sindaco. Questa delibera è stata votata dall'allora Giunta da Re all'unanimità con i voti favorevoli dell'assessore Caldart, allora come adesso, dell'assessore Fasan, allora come adesso, dell'assessore allora adesso sindaco Miatto e dell'assessore Rossetta allora. Allora, io chiedo se si tratta di una dimenticanza, adesso il motivo non lo so e forse non è neanche importante andare ad indagare il motivo per cui questa commissione non rientra e penso non sia mai stata effettiva. Però credo che esistendo una delibera di giunta, forse oggi sia il caso di aggiungerla all'elenco delle commissioni che vanno confermate. Provo a dare una risposta io. Si ricollega al stesso discorso del dottor De Antoni prima. Essendo stata istituita dalla Giunta, l'articolo 96 prevede che questo tipo di comitati, commissioni vengano riconfermate dall'organo che ha la competenza di confermarle. Essendo stata quella costituita con una delibera di giunta, casomai l'organo competente a confermarla non potrebbe essere che la giunta e non il Consiglio. Stasera vengono portate all'esame consigliare solo ed esclusivamente quegli organismi, diciamo così, che sono afferenti alla competenza consigliare. Grazie segretario. Consigliere Dus. Sì, vorrei ritornare un attimo sulla commissione Carnielli e il caso Carnielli, perché la ricostruzione che ha fatto il Presidente della Commissione, Casagrande, ha alcuni buchi dal mio punto di vista, nel senso che quello che sta succedendo ora è fondamentalmente quello che verrebbe definito uno stallo alla messicana, cioè ci sono 3 attori che non riescono a trovare un accordo e il comune esternamente guarda quello che sta succedendo. Da quello che si è letto dai giornali, più volte l'amministrazione ha provato a mettere attorno a un tavolo questi attori per fare una sintesi, però questa sintesi ancora non si è raggiunti.
E questo qui, tutta questa vicenda qui determina anche un problema legato alla bonifica, nel senso che queste persone stanno cercando di capire cosa si potrà realizzare in quell'area lì e a seconda di quello che loro potranno realizzare decideranno di fare un intervento di bonifica di un tipo rispetto ad un altro, quindi rispettando un tipo di valori rispetto ad un altro. Questa è la sintesi di quello che sta succedendo. Io quello che, e qui mi ricollego all'intervento della consigliera Balliana, quello che invito nuovamente l'amministrazione a farsi ancora una volta partecipe e a spronare tutti questi attori, come ha detto il consigliere Gomiero. Abbiamo un'azienda molto strutturata, molto importante, che sta facendo interventi un po' in tutto il Veneto, che ha sicuramente le spalle grosse e da un lato ci sta risolvendo perché il consigliere Gomiero, forse anche per interessi personali, vede un punto della questione. Però se noi alziamo lo sguardo, questa azienda qui sta anche risanando un'area, speriamo, che da decenni è sotto l'occhio di tutti, non ultimo della scorsa minoranza che non passava consiglio comunale senza ricordarcelo, per un problema ambientale non di poco conto. Allora, l'intervento di bonifica che è stato realizzato è un intervento straordinario, secondo me, perché è una bonifica veramente importante su un'area, quella sì degradata, non come quella che vedremo prossimamente. E l'intervento sul cromo esavalente è un intervento molto più complesso, lo sappiamo tutti, e però una decisione prima o poi, a una decisione bisognerà addivenire. Allora, è passato un po' di tempo, forse anche troppo, probabilmente è il caso non tanto di aggiornarci sulla conferenza di servizi che doveva essere fatta in provincia, perché fondamentalmente quella conferenza non può essere fatta finché non si prende una decisione. E la decisione è il ponte sì o il ponte no. Allora, nel momento in cui avrete preso questa decisione, l'azienda potrà andare avanti, potrà andare alla conferenza di servizi e voi potrete venire qui in consiglio a dirci qual è l'iter che state portando avanti e quale sarà di conseguenza la bonifica. Ma finché non si sbroglia questa matassa qui, rimaniamo, ripeto, in una situazione di stallo. Ed è un peccato perché l'attività di bonifica era partita molto celermente, erano stati fatti dei grandi lavori, adesso si è fermato tutto perché c'è un'indecisione. Adesso qualcuno si dovrà prendere pure la responsabilità delle scelte. Ve lo volete prendere per l'area Borca, prendetevela anche per l'area Canielli. Grazie, consigliere. Consigliere Balliana? Niente. Consigliere Casagrande? Sì, grazie. Non ho un linguaggio così forbito come il consigliere Dus, direi più un incontro all'italiana, nel senso che è vero, è passato del tempo, probabilmente le parti magari non hanno la stessa visione di futuro, però sicuramente dobbiamo considerare un aspetto. Innanzitutto, come ha ricordato lei, ringraziare chi in questo periodo ha deciso di investire comunque in quest'area, che permetterà comunque di avere un futuro ad una zona che è sempre stata sul groppone ai cittadini di Vittorio Veneto e soprattutto una zona inquinata che andrà bonificata. L'idea di bonifica è un'idea nuova che quindi chiaramente richiederà degli studi approfonditi e delle tempistiche. È chiaro che in una prima fase si è corso in maniera piuttosto rapida per riuscire a togliere le sostanze più pericolose, l'Ethernet, sia nei tetti dove è possibile intervenire, sia delle polveri che si erano create dai copritubi, come abbiamo potuto vedere. Ora è interesse anche dell'amministrazione che chiaramente si rivede un quadro della situazione, però ricordiamoci che detta chiaramente c'è l'interesse di fare una bonifica e lo studio va fatto in maniera adeguata. L'abbiamo aspettato per tanti anni, è chiaro che ci sono delle figure che hanno investito nell'area e che comprendo abbiano più fretta di altri, però queste figure che hanno molta fretta di vedere il proprio investimento realizzarsi in una certa maniera devono anche capire che all'interno ci sono dinamiche diverse. È arrivato il gruppo lì che ha acquistato all'asta la zona, ha appena terminato, come ha ricordato il collega Gomiero, un supermercato qua vicino. Posso assicurare che insomma il focus in breve tempo si concretizzerà in un'evoluzione della cosa.
quindi da parte dello stesso sindaco e dell'amministrazione c'è l'interesse a venirne a capo nel più breve tempo possibile. Abbiamo aspettato anche forse un po' di più per via anche del Covid, che non ha permesso certi tipi di interventi. È chiaro che una visione ben più ampia, come ho ricordato anche con il ponte, col ponte sul Meschio, ci sono diversi aspetti da considerare, non per ultimo, come citato in qualche consiglio fa, il flusso del traffico in seguito all'apertura del traforo, che necessitava di determinati studi per poter capire anche il valore di un possibile ponte sul Meschio. Questi dati stanno anche arrivando e quindi penso che a breve si comincerà ad avere anche delle risposte e probabilmente anche una prossima convocazione. Grazie. Consigliere Casagrande, consigliere De Antoni. Sì, rischiamo di andare fuori tema rispetto alla delibera che stiamo esaminando, però su questo discorso il quartiere centro si è riunito più volte e ha sentito anche i rappresentanti dell'azienda che ha acquistato i terreni, e quello che è emerso, se non ricordo male, è che l'azienda non può presentare il piano di bonifica fino a quando non si sa che cosa si fa sopra, perché le analisi vengono fatte tutte allo stesso modo, ma l'intervento di bonifica varia a seconda di quello che ci sta sopra, e quindi c'è una situazione di stallo, non so se all'italiana o all'americana o alla messicana, ma c'è questa situazione di stallo, e fino a quando non si fa decidere che cosa si fa sopra, l'azienda non presenta il piano di bonifica. Questo è il risultato di quell'incontro che c'è stato con i rappresentanti dell'azienda. Quindi quello che diceva anche il consigliere Dus è che bisogna riuscire a far decidere che cosa si fa da sopra, e a questo punto l'azienda può procedere con la presentazione del piano di bonifica e quindi poi con sottoponendolo all'approvazione degli organi competenti. Fino a quando non si decide questo, resta tutto fermo. Grazie, consigliere De Antoni. Sì, una battuta, visto che è presidente, proprio perché gli interventi sono finiti. No, ha perfettamente ragione nel concetto che ho espresso prima: finché non si delinea la superficie non può essere presentato e successivamente vagliato il programma di bonifica della zona. Il progetto della superficie è figlia sia di considerazioni di privati che di interesse pubblico, quindi la cosa è difficile pensare si possa risolvere in 3 mesi. La cosa si sta cercando di accelerare e avrà un risultato, ci auspichiamo tutti, il più veloce possibile. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Altri interventi? Bene. Se non ci sono altri interventi e non ne vedo, passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto non vedo prenotazioni. Quindi passiamo alla votazione. Favorevoli alla delibera? Unanimità. Contrari? 0. Astenuti? 0. La delibera è approvata all'unanimità. Ultimo punto all'ordine del giorno, punto numero 6. Parere sul progetto di ampliamento ai sensi degli articoli 7 del DPR 160 2010 e della legge regionale 55 2012, ditta Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto. Illustra la delibera l'ingegnere Curti. Prego, ingegnere. Lo scorso 3 agosto la ditta La Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto SAC ha presentato un'istanza per ampliare l'attuale stabilimento che ha in via del Campardo. L'intervento che viene richiesto in sintesi lo vedete illustrato in questa planimetria ed è la parte campita in rosso.
Cosa chiede la cantina? A seguito dell'unione tra la cantina sociale di Vittorio Veneto e la cantina di Conegliano, l'apporto di uve è aumentato in maniera considerevole, per cui hanno la necessità di raddoppiare il reparto pigiatura. Pertanto hanno presentato istanza per questo ampliamento. Questa però non è una zona D, è una zona C1. Nel tempo sono partiti da un fabbricato acquisendo vari altri fabbricati presenti in zona, demolendo e quindi riutilizzando questo volume. Oggi come oggi il lotto è saturo, quindi non hanno possibilità di nuova edificazione e quindi non hanno possibilità di ampliamento. Chiaramente in questa fase non è possibile una variante urbanistica di tipo tradizionale, perché come sapete in assenza di PAT non possiamo apportare varianti al piano regolatore. Esiste tuttavia lo strumento cosiddetto dello sportello unico che consente per le attività produttive interventi in deroga o in variante al piano regolatore. Loro, nello specifico, richiedono l'intervento in deroga. L'intervento in deroga ha alcuni limiti. L'ampliamento che la ditta può... Intanto è solo per gli ampliamenti, mentre diversamente in variante potrebbe essere anche un nuovo insediamento. Questo ampliamento deve sottostare ad alcuni limiti, quindi deve avere una superficie massima di 1500 metri quadri e comunque inferiore all'80% della superficie già esistente. Il progetto presentato ha queste caratteristiche. In realtà la ditta ha già anticipato che l'esigenza supera queste superfici e sarà di circa 2400 metri quadri. Fattibile, non più in deroga ma in variante allo strumento urbanistico con una procedura più lunga. Per esigenze produttive intanto richiedono di poter avere il permesso per questo ampliamento di 1500-1400 erotti metri quadri, successivamente presenteranno la richiesta per arrivare a quelli che effettivamente è la superficie che a loro serve. Ovviamente questo tipo di interventi richiede ovviamente il pagamento degli oneri, così come qualsiasi altro intervento di nuova costruzione, ampliamento o quant'altro, e richiede anche un contributo, chiamiamolo perequativo, determinato sull'incremento di valore che l'intervento edilizio porta alla ditta. Nello specifico l'incremento di valore è anche facilmente determinabile, in quanto abbiamo di fatto un fabbricato, questo in giallo qua a fianco è già esistente, quindi abbiamo questo fabbricato campito in rosso che di fatto è un nuovo edificio a tutti gli effetti. Le nostre linee guida approvate dal Consiglio Comunale nel 2016 prevedono che questo contributo venga determinato sulla base del valore imponibile ai fini IMU del fabbricato, o meglio dell'aumento di valore, ma in questo caso l'aumento di valore è il valore del fabbricato che viene costruito. Questo aumento di valore viene ripartito nel 40% a favore dell'amministrazione comunale e questo è il cosiddetto contributo perequativo. Parlando in termini di cifre, la ditta ha fatto il calcolo di questo incremento di valore non tanto sui 1400 erotti metri quadri, ma sull'intervento complessivo che intende portare avanti. L'incremento di valore è di, scusatemi, che ce l'ho scritto qua sotto, 200 e ho perso i fogli, 200 e passa mila euro, comunque il 40% corrisponde a 85.000 euro. 85.000 euro che sempre secondo le linee guida approvate dal Consiglio Comunale possono essere dati al Comune o con un versamento in contanti o con la realizzazione di un'opera pubblica o con la cessione di aree o fabbricati. La ditta quindi propone la realizzazione di un tratto di marciapiede sempre lungo via del Campardo, in luogo dell'attuale recinzione, realizzano un marciapiede della lunghezza di poco più di 200 metri
su proprietà loro, pertanto verrà ceduta la proprietà e l'opera al Comune per un valore complessivo di 62.167,730 euro. La differenza di poco più di 22.000 euro, 22.940, verrà invece versata in contanti. La procedura dello sportello unico in deroga, disciplinata dall'articolo 3 della legge regionale 55 del 2012, prevede quindi che venga presentata una richiesta di permesso di costruire. La richiesta viene istruita o attraverso la conferenza di servizi nel caso ci siano più enti interessati, oppure, come nello specifico dove non c'erano altri enti coinvolti a dover dare pareri, direttamente dall'ufficio, e su questa venga richiesta il parere favorevole del Consiglio Comunale. Parere favorevole che potrebbe anche non essere richiesto e andare quindi in silenzio assenso con tempi più lunghi, perché il silenzio assenso si sviluppa dopo 60 giorni dal momento in cui l'ufficio invia al Presidente del Consiglio Comunale la richiesta di inserimento all'ordine del giorno. Noi abbiamo richiesto l'inserimento all'ordine del giorno lo scorso 31 agosto, e quindi, essendo entro i termini dei 60 giorni, si chiede il parere di questo Consiglio, al quale è anche richiesto di approvare la bozza di convenzione che la ditta ha predisposto. In realtà la ditta non l'ha predisposta perché è prevista esplicitamente e in queste forme da una DGR del 2013, della DGR 2045 del 2013, che disciplina le convenzioni che devono essere allegate alle pratiche edilizie che vengono presentate in deroga o in variante allo strumento urbanistico. Quindi è una convenzione guidata dove la ditta mette dentro, ovviamente in confronto con gli uffici, la somma del beneficio pubblico e come verrà poi realizzato il beneficio pubblico. E questo credo sia un po' l'illustrazione generale, poi per le domande particolari magari sui dettagli sono qua. Bene, grazie ingegnere. Chiedo di ricompattarsi alla Giunta ai propri posti prima di iniziare la discussione. Bene, apriamo la discussione. Consigliere De Antoni. Sì, due informazioni volevo chiedere all'ingegnere. Una è questa legge regionale 55, l'IPR 160 del 2010 che disciplina il rilascio degli atti abitativi, quello che lei ha citato e che in qualche modo mi avvicino ancora, adesso sente bene. Allora dicevo che nella delibera anche lei ha citato il DPR 160 del 2010 che disciplina il rilascio di queste concessioni edilizie che in qualche modo sono in deroga allo strumento urbanistico, no? Questa possibilità si può utilizzare in aree o in qualunque area, cioè se fosse in una zona diciamo vicino al centro abitato, ce ne sono altri stabilimenti industriali che operano anche all'interno del centro abitato, questa norma potrebbe essere applicata anche se fosse non in zona D, in qualunque zona si trovi questo fabbricato. L'altra cosa era, abbiamo recentemente fatto una permuta come comune su un terreno che c'era in zona industriale ed è stato valutato di circa 300.000 euro, non mi ricordo con quale azienda, che aveva rinunciato a quel terreno ed è stato trasferito a un'altra azienda. Lei non si ricorda? Era stata fatta si ricorda delle candele? Quella famosa storia delle candele. Non si ricorda a memoria qual era il valore che è stato... Volevo capire se qualcuno sa, forse qualche assessore, qual è il valore diciamo medio di un metro quadro in zona industriale? Il valore circa? 82 euro al metro quadrato. Quella volta? Sì, era circa 100 euro. No, facevo il conto sul fatto che loro possono costruire 1500 metri quadri, moltiplicato per 100, diciamo il maggior valore
è 150.000 euro, è giusto? Sì, giusto. E voglio dire, è chiaro che c'è una norma, sono a conoscenza che c'è una norma approvata dal Consiglio Comunale che stabilisce le modalità per ricavare il valore aggiunto che diciamo il terreno ha in seguito a questo intervento, però in effetti ho sbagliato quel calcolo, o comunque il valore se è vero che il valore di un metro quadro è 80 euro, sì, in questo caso il valore l'importo che come comune riceviamo è molto più basso, insomma, ecco questo. Volevo sottolineare solo questo aspetto. Ecco, può darsi che anche la delibera che è stata fatta nel 2016-2017 non sia stata, forse potrebbe anche essere aggiornata, perché la stessa cosa poi si ripresenta anche quando il prossimo Consiglio Comunale esamineremo l'area ex Borca, no? Quindi è un tema che sta adesso venendo avanti abbastanza spesso. Magari una considerazione su quella delibera e sull'attualità di quella delibera anche in confronto ad altre magari delibere che sono state fatte da altri comuni, forse al momento sarebbe quanto mai opportuna. Grazie. Consigliere Dus. Sì. Beh, la premessa è che vedo con favore il fatto che la nostra cantina, anche se porta come primo nome quello di Conegliano e non quello di Vittorio Veneto, cosa che mi vede assolutamente contrario, si espande, e quindi è un fatto secondo me positivo. C'è un mercato in crescita, per cui è bene così, quindi ottimo se si riesce a trovare degli strumenti urbanistici per fare in modo che le attività produttive continuino nel nostro territorio. Torno anch'io però sulla questione dei valori, perché è vero, è stato detto, viene applicata una formula, sarebbe da, proprio per chiarezza, capire come sia stato fatto il calcolo, perché da quello che capisco io, per 2.500 metri quadri vengono versati 85.000 euro, quindi il valore è circa 85 euro al metro quadro, no? Ah, ecco, perfetto, se ci va a prendere i calcoli riusciamo a capirsi. No, perché è vero, l'assessore Antica parlava di 80 euro al metro quadro per il terreno, ma sì, ma qui abbiamo il capannone, non è che ci sia il terreno. La valutazione la fai sul capannone, non è che la fai su... esatto, per quello mi sembra un po' pochetti. No, sì, vai. Va bene. Antica, lasciamo che faccia i conti chi li deve fare. Se eravate a fianco del garage andate poi. A fianco ci vanno i trattori. Scusa Giacomo, il consigliere conosciuto benissimo. Ci passo a piedi, si fa di tutte le sere. E desintervi qua non è gradevole, te lo garantisco io. Adesso va là sti giorni qua. Tra là è parato Piti. Non si sente senza microfono. Deve dare risposte, Sì, prego. Scusatemi, Prego. avevo perso i miei appunti. Allora, parto in ordine perché mi sono preso 2 appunti. Il DPR 160/2010 disciplina, nasce da una legge precedente del 98 che prevedeva esattamente le stesse cose e vorrebbe disciplinare una facilitazione per le attività produttive ad insediarsi, ampliarsi, modificarsi e quant'altro, e prevede all'articolo 7 appunto la possibilità di realizzare interventi di insediamento, ampliamento, riconversione, ristrutturazione e quant'altro, anche laddove lo strumento urbanistico non dia questa possibilità, ovviamente a determinate condizioni. Una delle condizioni che con il tempo è stato assodato essere fondamentale è quella dell'ampliamento, nel senso che una ditta esistente difficilmente può chiudere baracche e burattini e portarsi da un'altra parte, se non in determinate situazioni. Quindi molto spesso ha proprio l'esigenza di ampliarsi lì dov'è e quindi si applica questo strumento e si applica in qualsiasi zona del territorio. Tant'è che
È una delle pochissime varianti urbanistiche che noi possiamo fare pur in assenza del PAT. Tutte le norme urbanistiche della Regione Veneto che ci vietano di fare varianti al PRG fanno sempre salve le procedure dello sportello unico. Nel 2012 poi è intervenuto il legislatore regionale per semplificare un po' la procedura, perché ha ritenuto il legislatore regionale che sotto determinati limiti, che sono quelli che vi citavo prima dell'articolo 3, anziché fare una variante vera e propria, ci si potesse limitare una deroga, quindi con una procedura più snella, senza il doppio passaggio in Consiglio Comunale, quindi di adozione, pubblicazione, osservazione e quant'altro. E questo è un po' per rispondere alla prima domanda che mi aveva fatto il consigliere De Antoni. Per quanto riguarda la determinazione del beneficio pubblico, le nostre linee guida prevedono che venga determinato sul valore imponibile, sul valore imponibile fiscale, quindi che ha il fabbricato, perché di questo stiamo parlando, alla fine dell'intervento. Nel caso specifico, come forse ho detto un po' malamente prima, non è che ci sia un aumento di valore del fabbricato molto difficile da calcolare, perché viene costruito un fabbricato completamente nuovo. Lo chiamiamo ampliamento, ma è facilmente individuabile come un'entità. Ai fini IMU vengono determinati 80 euro a metro quadro come valore dei fabbricati produttivi, per cui gli 80 euro a metro quadro, che non sono della superficie del terreno, ma della superficie lorda del fabbricato, per i 2600 erotti metri quadri che avrà questo fabbricato alla fine dell'intervento, quindi anche con lo step successivo, quello legato alla variante, dà un valore fiscale di 212.769 euro. Sempre le nostre linee guida prevedono che il 40% venga dato come formula perequativa. Dopodiché possiamo discutere, però queste sono scelte che vengono fatte in un altro momento, però qui c'ho l'assessore al bilancio, che il valore ai fini IMU di 80 euro a metro quadro non sia più credibile, ma noi usiamo le tabelle IMU per fare queste determinazioni, quindi alla fine, proprio per darci un criterio, quello si può vedere in fase di bilancio, aumentiamo 200 euro a metro quadro. No, adesso scusate la battuta. No, questi sono dei valori che noi prendiamo già, cioè non li andiamo a fare perché è un valore fiscale, proprio per dare un criterio che chiunque può seguire e non sia legato a valutazioni personali di un tecnico piuttosto che un altro, che è cosa che io, avendo fatto questi interventi dal 1998, ne ho sempre fatti molti, ho sempre applicato anche negli altri comuni come criterio, perché è il più oggettivo. Dopo, cioè, i valori IMU sappiamo benissimo che una volta è corretto, una volta è in difetto, una volta è in eccesso, si fa una media, insomma. No, se l'assessore vuole alzarli, io tiro su più soldi con la perequazione. Sì, è un po' questo. Poi è un caso che l'80 euro a metro quadro del fabbricato corrispondano agli 80 euro a metro quadro di superficie che... Sì, però nascono da due valutazioni, cioè diciamo che questi non vengono neanche proprio valutati in realtà, perché proprio per evitare di creare anche contenziosi cerchiamo di seguire delle linee ben precise quando calcoliamo questi benefici pubblici. Non so se ho risposto. Grazie, ingegnere. Consigliere De Antoni, prego. Solo un'altra integrazione. Leggo sulla delibera che una volta stabilito questo valore 85.000 euro, la ditta, quindi le cantine, propone di realizzare un tratto di marciapiede lungo via del Campardo e di cedere lo stesso al Comune per un costo complessivo dell'opera di 62.000 euro. Allora ho capito, poi gli altri 20.000 euro ce li dai in un altro modo, però quello che noto qui, che poi si notava anche in altre delibere che erano all'esame del Consiglio di questa sera, cioè c'è il privato che propone di realizzare un tratto, ma non poteva essere ribaltata la cosa. Una volta che abbiamo definito che l'importo che l'azienda ci deve dare come al Comune è 85.000 euro,
perché non siamo noi a dire quali sono le priorità per San Giacomo? Allora sicuramente il consigliere avrà sicuramente verificato che questa è una priorità, però mi pare strano che debba essere la ditta che propone di fare questa cosa. Ci sono altri interventi che si possono fare a San Giacomo che sono più urgenti rispetto a questo? Perché sembra quasi che sia una comodità, diciamo, comunque una scelta della ditta di fare questo tipo di intervento. Ma ha capito cosa voglio dire? Sì, bene. Grazie consigliere Antoni. Consigliere Gomiero. La zona del Carpardo è una delle zone più degradate di questa città. Non hanno assolutamente niente. C'è stato un incidente 2 mesi fa mortale, poco più avanti. Adesso che stiamo tentando, e la cantina Volenterosa ci ha già fatto 100 metri di marciapiede, ce ne fa di 200, spostiamo quegli oneri là in un altro posto. Iniziamo a sistemare là. Proporli noi va bene, ma loro ci cedono anche del terreno per là, o andiamo a esproprio e noi facciamo il marciapiede da quella parte là, anche perché si va a collegare con la ciclabile del Menarè, quindi viene un anello in sicurezza dove percorrono una marea di pedoni. Il consigliere De Bastiani in commissione ha detto chi ci passa di là. Tutta Colle Umberto viene là a prendere la corriera per andare a Conegliano, a Vittorio Veneto, quindi, e anche tutta San Martino, perché se passa il mattino ci sono decine di biciclette ancorate lungo la strada, a confine della strada, sul perimetro della cantina. Se gli facciamo un baciapiede, almeno li mettiamo in sicurezza chi cammina là. Dopo che l'opera sia stata proposta da loro si mangiano il terreno per fare questo. Sì, quello lì è valorizzare quella parte lì, ben venga che valorizzino. Lo spostiamo dove? In piazza? Sì, io non metto in discussione, diciamo, il tipo di intervento, cioè volevo solo dire l'amministrazione ritiene che sia prioritario questo intervento a San Giacomo. Se la risposta è sì, sono contento. Io non sono in grado di dire che questo sia una priorità, però leggo nella delibera che è il privato che propone. Allora mi sarei aspettato dire che il privato propone e che l'amministrazione ritiene prioritaria. Allora si chiudeva il cerchio, solo questo. Mi sembra che il consigliere Gomiero abbia detto questo, quindi siamo a posto. Prego, Assessore. Grazie Presidente. Per rappresentare i consiglieri se questa amministrazione accetta o non accetta che l'impresa, nelle fattispecie la cantina, proponga questo marciapiede, se non ricordo male, mi ricordo benissimo che nella prima autorizzazione andata dall'ora amministrazione Tonon avevano autorizzato il muro in concomitanza col ciglio stradale senza far arretrare del 1,5 metri, che era una cosa secondo me minima per poter realizzare un marciapiede di salvaguardia su tutta la via di Campardo, anche perché si notava che alla fine dell'area della cantina sempre la stessa amministrazione, con un'altra però delibera, aveva detto a quei compartisti: dovete farmi il marciapiede. Quindi nella parte verso il Friuli abbiamo un marciapiede che finiva contro il muro e quindi quell'opera non doveva essere mai continuata a seconda, e abbiamo trovato invece una disponibilità secondo me esemplare della cantina, che a muro realizzato l'ha demolito, l'ha spostato e ha fatto i primi 100 metri di marciapiede. Ora chiedere se quel marciapiede è importante credo sia sì, credo di sì, perché la continuazione di un'opera che salvaguardia i pedoni su via del Campardo e che collega dalla 51 fino alla utilizzazione interna sia un minimo dovuto. Sì, ma io le rispondo su quello che dice lei, nel senso che parte tutto da un lavoro precedente fatto magari senza tanta attenzione. Abbiamo rimediato, le cose funzionano. Grazie. Grazie Assessore. Altre prenotazioni? Non vedo altre prenotazioni. Passiamo a questo punto alla dichiarazione di voto. Nessuna dichiarazione di voto, passiamo in votazione. Allora, favorevoli alla delibera? Sempre unanimità. Contrari?
0, astenuti 0. La delibera era... Allora, rifacciamo, fermi tutti, rifacciamo la votazione. Favorevoli? Mancava. Perché qua bisogna avvisare quando si va fuori. Contrari? 0, astenuti 0. La delibera è approvata all'unanimità. Fermi tutti, immediata eseguibilità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Contrari? 0, astenuti 0. La delibera è immediatamente eseguibile. Buonanotte a tutti.